Le raccomandazioni che fa il comandante dei Carabinieri. Il messaggio più importante lo lanciamo ai nostri ragazzi, a quelli più giovani. Chiediamo loro di prestare attenzione, di stare molto attenti all'uso, all'abuso eccessivo di alcol e ovviamente di tenere lontane le sostanze stupefacenti, le droghe. Devono essere delle festività da condurre in serenità e in relax. Purtroppo abbiamo tantissimi incidenti che coinvolgono soprattutto i più giovani già dalle prime ore del mattino. È il caso di divertirsi sì, ma di divertirsi con consapevolezza. Il secondo messaggio invece va ai loro genitori: teneteli d'occhio, non lasciategli troppi spazi, i ragazzi devono sì divertirsi, ma devono essere soprattutto controllati. Colonnello, che 2022 è stato per l'Arma dei Carabinieri? Purtroppo nella nostra comunità abbiamo registrato un disagio sociale che molto spesso si è trasformato in azioni criminali. Il 2022 è iniziato con il deturpamento della Scala dei Turchi ed è proseguito con danneggiamenti, incendi e anche omicidi che molto spesso non sono da ricondurre alla criminalità organizzata, ma ad azioni violente di persone che avrebbero bisogno di essere supportate. Le istituzioni possono fare sicuramente di più, faremo sicuramente di più, ma è necessario anche che le famiglie e tutti coloro i quali sono in qualche modo interessati nella crescita sociale agiscano in maniera differente e più profonda per evitare che disagi personali si trasformino poi in violenza. In questi giorni ci sono stati anche dei controlli del NAS. Sì, i nostri controlli continuano soprattutto su quelli che sono gli alimenti che arriveranno sulle nostre tavole. Ci sono tantissime situazioni in cui necessariamente siamo dovuti intervenire laddove materiali scaduti, di scarsa qualità e molto spesso anche dannosi, talvolta anche velenosi, stavano per arrivare sulle nostre tavole a prezzi anche molto elevati. Prestate attenzione ai marchi, prestate attenzione ai prezzi e soprattutto non comprate alimenti da mangiare in attività che non sono propriamente dedite alla vendita di queste sostanze.